Patti Bravo! Dio! Tieni. Grazie, buonasera. Ciao Nicoletta. Buonasera a tutti. Volevo cantare la mia canzone, buonasera Gianni Nazzaro, ti godimi, è bello, è stato bello cantare insieme una volta. Allora, e adesso non lo so, volevo cantare una canzone di Sanremo 2011, questa volta capirete le parole, hai capito le parole quando cantare Sanremo? Nemmeno una parola. Ma questa sera canterò, capirete tutto, è benissimo. Bene, allora prego con la canzone. È troppo forte, ragazzi, non si può. Ma ridi di Patti Bravo? Ma che Patti? Ma che... No, ma non capisco perché ma effettivamente tu devi sentire la canzone, bellissima la canzone, diventa le rose. Mi dispiace per Sanremo che sei arrivata un po'... Non ti sei classificata bene? No, è andata benissimo, la mia canzone va benissimo, adesso lo ascolterete, prego. Grazie, Vai, grazie di averci onorato. L'asta, dov'è l'asta? Alla porta sarà il solito scocciatore della domenica, ma no, tu non ti muovere, che stai benissimo su di me. 20 minuti d'amore e sentire alla televisione di questa economia. Mi vuoi o vuoi un altro caffè? Dicevi non si può e poi sei qui da me. E un giorno il cielo si aprirà e mi racconterai che tu sei la solita illusione, ma fino allora fammi vivere così, nell'incoscienza ormai di chi confonde il vento con le rose. Ormai di chi confonde il sesso con l'amore. Senti chi bussa alla porta. Grazie mille. Arrivederci, ciao, Proprio? Patti, Sai non che meraviglia? Beh, lei è A parte Gianna che- Martorella! Ce l'ha, è la prima, sì, Grandissima. Martorella straordinaria, intonata poi, sentito, perfetta proprio. era la canzone. Perfetta, è lei in realtà, è più intonata lei, dicono. No, assolutamente. Sì, cara. Senti, anche se ho la parrucca di Patti Bravo, volevo dire con la voce di Rai Argolino e soprattutto che poi uscirà anche un CD con tutte queste belle canzoni e poi anche che ho scritto un libro come Gianna Martorella. Insomma, io sono venuto all'inaugurazione, all'inaugurazione. vero? Sì, insomma, il mio libro si chiama Nei panni degli altri, volevo così fare un po' di pubblicità. Hai fatto bene a farlo. E niente, sono molto contenta di essere stata qui a Mille Voci con tutti questi ospiti fantastici e un salutino anche da Rosanna Cancellieri, lo volete? Sì, come no? Sì, un salutino veloce. Io rivoglio le mie pinne rosa, perché all'Isola dei Famosi ho lasciato le mie pinne rosa. Vi prego, ridatevi le pinne rosa e soprattutto rivoglio Sandokan. Dov'è Sandokan così bello, fantastico, carino, gentile? Pensa a Gianni Nazzaro, che io ero innamorata di Sandokan. Lui mi chiamava Rosanna tutta pinna. E una volta lui mi ha detto: Rosanna, vieni nella cueva che non c'è nessuno. Io sono andata lì tutta trepidante
E non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Ciao Marcella! Beh, ma ne